Scatman's World. Comandone veneziano, siamo su MotoGP 13, ragazzi, milioni di messaggi, avrete il comandone in Ducati, io non posso dire di no, cioè ragazzi, siete meravigliosi, mi fate sentire importante, mi fate sentire un comandone pazzo e quindi vai in Ducati. Allora, visto che la moto è rossa e bianca, io voglio fare la bandiera dell'Italia da buon nazionalista comandiano. Allora, mettiamo un verde, però no, ecco, questo è un verde decente, se troppo scuro mi fa cagare. Mettiamo questa, eccola qua, la bandierozza dell'Italia, bianco, rosso e verde. Non è un colore, non amo molto il verde, però voglio fare proprio l'Italia. Ok. Ciao ragazzi. Molto bene. E inizia la stagione Ducati, siamo campioni del mondo ragazzi. Team Manager. Inizia il campionato e dominiamo. E dominiamo. E si ricomincia. E si ricomincia. Scusate ragazzi, momento di pazzia come indiana. Ok, siamo campioni del mondo. Pensavo di avere il numero 1, invece cazzo c'ho ancora il 90. Che pippata. Ragazzi, è come l'altro anno. Prima pole position stagionale per il Comendone con la Ducati. Moto italiano, pilota italiano e pilota campione del mondo. Vai ragazzi, prima gara da campione del mondo, prima gara in Ducati, prima gara della stagione. Vai ragazzi, Qatar, l'unica gara dove vado meglio in qualifica rispetto alla gara. Voglio vincere quest'anno però. Le Marquez è già davanti. Attenzione, ho perso 5 posizioni. Maledetti le Honda e la Yamaha sono più forti chiaramente. Dai ragazzi, dai però. Il veneziano molto aggressivo subito. Subito aggressivo il veneziano. Curva presa di merda, molto bene. Vai Kume, vola Kume. Dai, tira fuori la prestazione, subito è la prima gara, voglio subito vincere per dimostrare al mondo che sono io il campionissimo del mondo. Ok, siamo già terzi in grande rimonta. Oh, ciao Lorenzo. E occhio alla moto. Dai Lorenzo, fuori dai maroni. Perfetto. E adesso c'è Marchetto Marquez. Brutta curva questa, presa un po' male, ma siamo comunque ancora secondi. Altra curva presa non bene. Dai, non sono mai arrivato primo in Qatar, per cortesia. Marquez se ne sta andando. Occhio a Marchetto Marquez, primo giro completato. Marquez primo, Comendone secondo, Lorenzo terzo, poi Pedrosino e Valentino. Fastest lap per Marquez. Occhio, madonna, sbandate clamorose. Molto bene. Iniziamo subito alla grande ragazzi. La moto, dove cazzo va la moto? Eccolo là, ho perso la posizione. Grande veneziano. Molto bene. Non arriviamo primi neanche quest'anno. Ma perché? Ma perché? Faccio le qualifiche perfette e poi in gara mi perdo. Perché? Dai Lorenzo, fuori dai maroni Lorenzo, ciao. Che c'è solo Marquez. Dai Comendone, dai. Ottimo. Dai, devi tirare sta moto. Te la fare. Non riusciamo ad arrivare primi. Dai, cavolo.
Dai che ci siamo adesso, dai che ci siamo. Piano, pianino. Dai, grandissimo sorpasso. E adesso voglio la fuga veneziana. E adesso vai di fuga veneziana. Perfetto. Andiamocene via, ragazzi. E andiamo a vincere il Gran Premio del Qatar. Incidente per Edwards. Incidente anche per Sterling. Calma, calma. Non possiamo portare a casa la prima vittoria stagionale. Mai vinto in Qatar. C'è sempre una prima volta, dai che Tori. Dopo le vittorie in MotoGP mi ha veramente... Abbiamo dominato insieme, ragazzi. Un dominio totale. Però lo sento molto vicino. Eccolo là, infatti. Marchetto Marquez non molla. Marchetto Marquez non molla, ma il comandone c'è. Dai che la voglio vincere, dai che la voglio vincere, dai che la voglio vincere. Dai che voglio il primo successo in Ducati alla prima gara. Bravissimo veneziano, bravissimo. Molto bene. Molto bene Comendone, molto molto bene. Dai, ancora poche curve e portiamo a casa la vittoria. Tori ai box in attesa, pronta a dominare col Comenda in caso di vittoria. Lo sento vicinissimo, la gomma è andata, la gomma è andata. Ma puttana merda. E mi ciavo ancora la vittoria, forse no, forse sì, forse no, ultima curva. Bravo Comendone, l'ultima curva e siamo di nuovo primi. Adesso occhio. No, Marquez della minchia. Attenzione, forse il controsorpasso. E abbiamo vinto. Winner, winner. Che partenza di mondiale. Madonna, che inizio di mondiale. Certo, mamma se continuerà ad andare così forte sarà molto dura per gli altri. Vittoria per un secondo, veramente. Per un millesimo. Che bava. Grande veneziano. Si comincia alla grande con la vittoria in Qatar. Il Comenda c'è. E il Comenda Ghese. Reading Trap, Reading Trap. Mi mancava il Reading Trap. Grande piazzamento. La zoccoletta. Andiamo sul Twitterone. Allora, Twitterone. Vino, che gara Comenda. Non pensavo che sia stato così in fretta. Mika Hakkinen Calione. Mitico Comenda. Jorge Lorenzo Magnifico. Ultimi giri veramente tirati. Sì, concordo. Quotidiani. C'è solo veneziano. C'è solo veneziano. Seconda gara andiamo ad Austin. La gara più odiata dal Comendone. Vaffanculo Grand Prix di America. Red Bull di merda. Red Bull di merda. Round 2. Trap. Team manager. Obiettivo chi è? Paolo Ciabatti. È un ciabattone questo. Ok. Twitterone. Allora, Aaron Quinn, stanco per la settimana, ma impaziente di scendere in pista. Valentino Rossi in America per la prima tappa statunitense. L'innominabile. Oggi ho fatto un giro preliminare e ho trombato con qualcuno. Molto bene. Ragazzi, qualificazioni decenti ad Austin. 15° posto. Sta Ducati, mi piace un casino. Incredibile. 15° posto ad Austin è un miracolo biblico e interplanetario. Prima curva. Curva pericolosissima. Quanto mi sta sui maroni Austin. Miglior piazzamento ad Austin, un 8° posto. Beffardo. Dai Comendone, siamo già al 10° posto. Bravo Comendone, ottimo inizio. Nicolino davanti. No, mamma mia che rischius. Calma. Calma veneziano. Ormai il veneziano non è più un pilota giovane, ma un pilota esperto, un pilota tenace, un pilota coi coglioni. Un pilota che ha vinto il titolo mondiale, grazie anche a Tori. Ok. E
soprattutto grazie a voi ragazzi, è merito vostro se ho vinto il titolo. Mi avete sempre supportato in maniera perfetta. Vaffanculo Red Bull. 8º posto comunque. Purtroppo ad Austin è così. Se tutto va bene arriviamo 8º. Proprio una gara bastarda. Ma il Comendone molto bene, Comendone, questa è classe pura. Non cadere ad Austin è classe pura. Ecco, avviso di chiamata, molto bene. Cazzo, che domaroni. Dai, Fioi, dai. Bravo Comendone, 7º posto, ancora 8º, l'innominabile non molla. Comunque la prima gara è stata no emozionante di più. Bravissimo Comendone, bravissimo e siamo 7º. Stiamo guidando benissimo ad Austin, gara stramega sfavorevole. Adesso c'è Vizioso. Bravo Comendone, bravissimo, un internazzo puro, l'internazzo puro e adesso l'esternazzo puro. Ok. Mamma come sto guidando ragazzi, molto bene, sto frenando un bel po'. E siamo quinti intanto, e siamo quinti, e silenzio. Il Comendone è quinto ad Austin, ma calma, gran calma. Sta Ducati mi piace un po' più lenta, quindi la guida un po' meglio. Dai Veneziano, mamma mia che rischios. Mamma mia che rischios. Occhio, madonna qua un rischio di proporzioni bibliche. Quinto posto, va benissimo, metto la firma per un quinto posto, il miglior piazzamento ad Austin potrebbe essere, dai. Dai Venezianone. Dai Venezianone. Red Bull vaffanculo. Pianino, che chi va piano va sano e va lontano. Ok, ancora quinto posto. Stiamo lottando per il quarto, Siamo quarti, non ci credo. Sembra troppo bello per essere vero, occhio a non tagliare. Bravo Comendone, quarto posto, meritatissimo. Siamo più tranquilli adesso che siamo campioni del mondo però. Piano, le gomme ancora messe bene per fortuna. Bravo. Andiamo pianino per un sogno. Il quarto posto in Texas. A casa della Tori, della nostra Tori, bella come il sole. Final lap Veneziano, giro record per Pedro Veneziano, stai zitto, non rompere i baroni. Ho sbagliato qua. Brutta curva questa, molto brutta. Ancora un rischio, anche se sto posto va bene, il migliore risultato in carriera. Però ero quarto, miseriacciola. Bravo Comendone, dai almeno quinto che ce lo meritiamo. Dai quinto posto per fare la miglior gara ad Austin della storia. Bravissimo Veneziano, del quinto posto, il Comendone c'è anche di brutto. Il Comendone Pedrosa va a vincere, ma chi se ne fotte? Vai Comendone! Molto bene, sono soddisfatto. Twitterone. Vilma De Angelis, è stata una giornata storta. Brad Pitt, anche oggi è andata male. Thomas Luthi, guardando la gara di oggi, era evidente che qualcosa non andava. Ma non per il cazzo. Siamo secondi in campionato. Un dato deludente, ma non per il cazzo, che la Ducati non vince da anni. Buono. Prossima gara. Jerez. Vai ragazzi, terza gara. Qualificazione un po' così a Jerez della Frontera, però possiamo rimontare e fare le prime 3 gare al meglio. Mai avuto una partenza del genere ragazzi, mai fatta una roba del genere. Dai Comendone, dai. La partenza è sempre pericolosa in queste gare dove la bagarre è clamorosa. Concentration please, concentration. Alla fine abbiamo guadagnato solo una posizione purtroppo.
Dai, l'internazzo puro, dai, l'internazzo, bravissimo. 13esimo. E adesso voliamo. Ecco Aperol Spritz, ecco Aperone. Aperolone. Molto bene, 11esimi dopo mezzo giro. Grandissimo Comenda. C'è Will Smith adesso e Brad Pitt, 2 attori davanti. E un attore se n'è andato. Mi dispiace. Mamma mia. Fine del primo giro. Giro record per Valentino. Abbiamo Nicolino, Heidi. Ciao ad Heidi. Ciao Heidi, ciao Heidi. Vaffanculo Heidi. Bravo, 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 bravo. Molto bene. 7° posto veneziano. In una gara non favorevole, perché neanche Jerez è favorevole purtroppo. La moto arancione, ragazzi, stiamo attenti. Perché con un 7° posto è il miglior inizio della storia comediana. E dopo inizia il mio mondiale. C'è Le Mans, che è ancora una gara sfavorevole, ma poi iniziano le mie gare dove porto a casa la vittoria sempre. Salvo problemi tecnici, chiaramente. Bravo Comendone, questa l'ho presa bene. Vizioso. C'è Vizioso da superare, bravo, dai, l'internazzo. Niente da fare, la moto è sempre arancione. Final lap comendiano. Dai Comendone, dai. Possiamo guadagnare forse un'altra posizione, di più non penso. Attenzione Vizioso, c'è l'inominabile. L'inominabile. Dai Comendone, almeno il 5° posto, più punti prendiamo meglio è. Ocio, internazzo, proviamo l'internazzo, niente da fare. Sfida per il 5° posto con l'inominabile. Bravissimo veneziano. No, è ancora l'inominabile, contro sorpasso dell'inominabile. Ok. Ocio. Mamma mia che rischios. Niente, 6° posto. Peccato, vediamo se riusciamo a fare il miracolo alla Harry Potter. Niente da fare. 6° posto, ma va bene così. No, 7° però. Ok, va bene lo stesso. Twitterone. Allora, Twitterone. Allora, l'inominabile, ragazzi, quanto tempo che non correvo una gara così. Concordo, bel duello con l'inominabile. Ridley Scott Reading, pensa solo alla prossima gara. Vizioso, bella battaglia in pista. Inizio strepitoso, veramente, non me l'aspettavo. Siamo al 4° posto a -8 dal primo. Benissimo, quanto godo, libidine pura. Buono ragazzi, prossime gare. Allora, Le Mans, speriamo almeno tra i primi 5. Mugello vittoria, Catalogna vittoria, mi raccomando. Quindi raga, un saluto del Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.